Agrigento la frana del 19 luglio 1966 ha imposto una radicale revisione dei piani urbanistici contro le speculazioni edilizie e a tutela dell'incolumità pubblica. Tuttavia, secondo l'ex consigliere e assessore comunale Gerlando Gibilaro, una parte importante delle restrizioni riguardante le aree B e C Grappelli non è stata inserita nel piano regolatore generale approvato nel 1978 e ciò ha inciso in negativo notevolmente sull'assetto e la stabilità idrogeologica della città. Ascoltiamo in proposito lo stesso Gerlando Gibilaro. Al Comune di Agrigento, su sua iniziativa, è stato inserito nel PAI, il piano di assesto idrogeologico, un documento, che è il documento che riguarda la zona C Grappelli. Si tratta di aree ben definite, ad esempio l'area del centro storico, comprendente la cattedrale di Agrigento, dove sono impossibili nuove costruzioni o ricostruzioni a contenimento dell'assetto idrogeologico. Pertanto bisogna procedere in tale ambito delineato nella zona C Grappelli. Allora, se vogliamo capire questo fenomeno, innanzitutto bisogna partire da alcune considerazioni. Come ben vedete, il Consiglio Comunale, su mia iniziativa e della seconda commissione consiliare, ha chiesto di inserire nel piano dell'assetto idrogeologico il cosiddetto piano Grappelli, cioè il vero decreto dei vincoli idrogeologici e urbanistici per la città di Agrigento. Detto questo, che cosa è il piano Grappelli? Come voi ben vedete in questa planimetria c'è una zona, la cosiddetta zona C Grappelli. Il territorio di Agrigento a seguito della frana è stato suddiviso in varie zone, la zona A, la zona B, la zona C, D, E ed F. Le zone particolarmente pericolose sono la zona C e la zona B. Come ben vedete, questa di qua è la planimetria, questo di qua è il decreto che è stato mandato dal Ministero dei Lavori Pubblici all'assessorato regionale. Se voi leggete vi renderete conto che qua questo decreto contiene i veri vincoli idrogeologici e urbanistici della città di Agrigento a tutela della pubblica e della privata incolumità. Che cosa è successo? È successo che questo decreto nel primo PRG del 1978 non è stato inserito. Da lì si sono edificate delle costruzioni, quello che sto dicendo lo possono vagliare tutti gli ordini professionali della provincia di Agrigento e vari deputati regionali e nazionali, nonché anche i vari assessori regionali e nazionali. Come ben sapete c'è stato il crollo nel Costone e nel Palazzo Icrea. I palazzi Icrea, ad esempio tutto il Viale della Vittoria, si trova nella cosiddetta zona B Grappelli, che io vi faccio leggere cosa dice la zona B Grappelli. Voi come ben vedete qua la zona A, la zona B. Se voi leggete attentamente c'è scritto che quegli edifici dovevano trovarsi al doppio della distanza del taglio di cava e dovevano essere realizzate delle opere idonee al contenimento del costone e a tutela della pubblica e privata incolumità. Tutto ciò nella città di Agrigento non è stato fatto mai dal 68 ad oggi. Dal 78 ad oggi, perché il decreto non è stato inserito nel piano regolatore generale. Del 1978, pertanto adesso come bisogna procedere per rimediare a tale lacuna? Lo spiego subito. Nella qualità di assessore ai lavori pubblici e alla pubblica incolumità, in data 18 marzo 2014 scrissi all'assessore regionale al territorio e ambiente e a tutti gli enti regionali allegando la planimetria, e questo è il vero decreto dei vincoli idrogeologici ed urbanistici della città di Agrigento. Ebbene, ancora oggi nessuna risposta è stata data. Il mio invito lo rivolgo ai deputati regionali e nazionali. Queste carte, questi documenti vigenti della Repubblica Italiana li lascio qua in questa sede a disposizione dei candidati a sindaco e dei deputati regionali e nazionali. Qua in questa nota c'è scritto chiaramente cosa bisogna fare. Innanzitutto la regimazione delle acque superficiali e poi predisporre dei progetti a tutela della pubblica e della privata incolumità, di concerto con tutti gli enti interessati, quindi la Regione Siciliana, se è il caso anche il Ministero dei Lavori Pubblici, andare a mettere in sicurezza le vite
umane. Credo che questa debba essere la priorità fondamentale di chi andrà a amministrare questa città, e questi documenti sono a disposizione di tutte le forze politiche e di tutti i candidati al Consiglio Comunale. Grazie.